e signori, in scena. Se mamma Truzza avesse campato ancora qualche anno, ti ricordo che a Camoro non avessimo questo problema neanche. Avesse avuto dopo questo problema. Discorsi e nani. Stiamo a fare capire a tuo suoro che quello che India pretende è una cosa assurda. Non è tanto facile, non è tanto facile, perché stare con mamma, a ballarci notte e giorno e notte, stare sempre qui, non esce mai la nasca fuori della porta, lo so modo di pensare, lo so modo di agire, di fare, pigliare il nome dello stato di che si trovava. E ora la moglie, farci cangiare il modo di pensare, non è facile. E a me mi ringrisce il cuore la sala sola di da casa, specialmente ora dopo la morte di mamma Truzza, che mi pare che ha cominciato a dare fuori di testa ma sola. Mi dispiace che tuo suoro resta sicuro, non è che ti parlo mi dispiace, anzi, mi facessi un favore se ne venisse a stare insieme con l'altro. Come dico? Ma come ci viene di fare una cosa di questa? Come ci viene di uomo, non sa che chi si scanda, la morte. E per cui è quanto scanda di qui. Ma intanto, ma io non lo so, come pensare a fare una cosa che io solo pensiero a pensare. Capolietto, io dormo capolietto, è sud. Io già mi arrizzano le carne con solo pensieri. E chi te non ci arrizzano? Perché chi ha appena mentato il San Capolietto? A un momento dorme, sanno un mica come ti arromboleare. Non ci può manco le bombe per farla devegliare. E tu pensi che chi è? Pensi che c'è in capo sotto il lieto. Se appena si buca già è in coma. Ma io dico che tu solo hanno detto sempre fuori due semenate, ragione tanti chiede che fanno domingio. Non è tanto facile adesso, ma non è tanto facile. Certo, ha rasentato sempre la storia, tu lo sai. La madre, prima di morire ci disse, figlia, ora io che lui c'è, a pensare per il tuo futuro. Sì, futuro, tanti chiede amore, futuro. Ah, così c'è adesso, c'era presente io. Oh. Vedi che non cascione non andare all'orto, mo ci sono 4 sorti. Alla morte li pigli e attaccate no, che ti serve? E chi dà alla lettera le parole di mamma? Piglia le sorti, non sapete che fece? Non sapete? E certo, mo dico io come faccio a saperlo? Si accattarono un tabotto. Ora dico. E vedi che il pensiero si è accattato un tabotto. E ora tu che pretendi? Che io devo aspettare a tuo suono con tutto il tabotto di cui ha ragione, ma che ci ho visto? Ma felice, ma vedi di vendetero, che può fare? E che c'è di ma parole? Sant'Allario che passerà per tutto. E ha cominciato a dire, non può essere, se pulita niente, le guante vado a pigliare con tutte le troffe e le cufina. E che aveva fatto? Che fa? Hai detto fuori? No. Che è malato? No. Che dite fuori? Però dico, la moglie, tu un po' di comprensione la avere. Lo capisci? Ascolta, non c'è però e non c'è ma. Vedi che tuo suoro che india con un tabotto non rasa. Vedi che si trasita e esci via, va bene? Testa chiave! Mi vedi che ti grambulo io tutto, tra sapeteria. E tanto basta. L'hai detto sempre, il tuo agire è agire di repubblicana, sei repubblicana, grande, sei repubblicana, monarca schifoso, ragione qui piedi, e non fa testa, sei repubblicana, e ricordati che avanti il suo governo bruciarono le carte repubblicane. Ma vedi che ti vuole tu? Monarca schifoso, imbrugliarsi con le carte. No, tu sei repubblicana. Vedi che noi vinciamo democraticamente e onestamente, ci ammonestamente. Bruciarsi con le carte repubblicane, lei capito? Ma va L'hai capito? Senti, se c'è una persona onestissima che figura che fa? Enrico De Nicola, ma che dici, lo re? Ci manca, ci manca. Cosa di fietto?
manca che c'è mai. Senti, non resta tutte le grane, che di tua, che di mia, che dell'altro. E ve la sa tutto quello con Sento, Lo re. Repubblicana, pugliasto le caffere. Cammina. Quale? Oh, pane tuo. Che c'è la tua marchisa? Oh, eccola. Mia, vero? Come ve la dire? Se volete la mia caina, ma da pigliare tutto lo tampoco, lo volete sapere. Pure rispetto allo cane, rispetto allo padrone, va bene? Oh, ma che bella questa. Chi è? Ascolta la cognata, vedi che a me pare che tu stai cominciando a parlare, tanti chiede strano legge. Te l'ho parlato. Tu vedi con t'allargare, sa. Non t'allargare, no. Perché sta casuzza vedi che era mia. Che me la sta mappata in donazione. E io ve l'ho detto di farci stare a te, a tua marito e alle tue figlie. Quindi se volete la mia caina con tutte le coppe e le cufene, se no niente, mi deve. Se va tu a suo, vede che a rispettare, vede la volontà dell'anno. Perché? Ma moglie. Arrivo tua moglie, come te la dire? Ma che dipende sempre tua moglie? Ah, di mio, ti preoccupi. Mi disse che si viene a stare qua con tutte le coppe e le cufene, lo volete capire? Ascolta la cognata. Io ti ringrazio che mi ricordaste che la casa la dai in dotazione, ma per me te la può caricare in due, è chiaro? Oh, questo è tutto lo ringraziamento per lo rispetto che ti hai portato. Fermi, che vado oriato e ti cangi, a me mi fida così. Buono, basta che per forza la faccio fare. Ma nante, a suo, ti volevo bucare. Perché è giusto che sta qua, così sta con il tuo nipote che ti vogliono bene, vedemmo, capisci? Arrivi! Rispetta, lontano, ti devi far rispettare un padrone! Basta! Chi c'è? Chi è? Ugo! Adesso? E se la cosa è che se ti capita da India su, poteva dare aiuto per le cassette, per fare le campo, la guida. No! O da punto o morte! A sapere! Mazzare dici. Ma adesso per forza come dici, ha fatto la sua colpa del cugino. Ma vedi tu. E ave la testardaggine peggio di un mo. Ignorante come un scecco e denusa come una capa, ecco. Per forza la diritta le cose. Ma mi viene da India che gli bastava su pane da India e mi fecero colpa. E tu però ogni tanto, se qualche parola ti voce che non ci fa niente. Ti dissi che tu sono caino con la voto non ci vieni. Se io ti ascolto a voto, io vedo che riesci con la vara, tu lo sai di e me ne chiede una spartita a parte. Non sono tuo felice tu questo. Ma io sei italiano che cascura. E notizie delle tue figlie che fine fecero? Ora ci penso, mi diceste, mangia pane scordio. O mi diceste che io alla missa. Ma scurando la missa, quando dura questa missa? Scura. Che vuole, tuo figlio soprannozza. È capace che fece poco ingoggio galante. Che vuole? Ci sono che se neghi, che ultimamente le vedo un poco ribelle. Ascolta mia, tu la sai stare a che se neghi. Vedi che se ne andiamo a prelocare a chi da grande, a fede. Ah sì, lì davanti. Osaccio, quando mi sento là che non mi territorio. Sta tranquillo. Tu che stai io? Sta tranquillo. Caso. A caso. Padri e la madre mi benedicano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Va bene. Siete benedette. Ma chi è? Vitamina Concetta che sbraitava Che sei contenta, vera? Era settiata. Mia padre, ma faceva come una foggia, faceva però. Sì. A cuomo, appena Troncetta a fissare come decide, ma fa cosa come E decide. disse che la compatiene. No, madre, non facci sta così. Ma chi ci fa si viene fino a Concetta con tutto da un voto? Ci fa. No, mi va a finire. Tanto mi dà, madre, calummente lo lieto, non da foto, non da lo lieto qua. Ossia, manco lo vedi. Tutto madre. Ci fa, che io con solo pensieri caite da con tutto un capo mi viene di morire a mia. Non è meglio! Ma voglio dire, ogni meglio possiamo pronto dal voto se vuoi. Allora, vedi se ti posso scogliare le nasche, tanto
prendo da foto. Madre, ascoltasse, già seconda, ascoltasse. Ascoltasse. Perciò, nanti un niega dormimmo. Già panna. Così o papà non ne dormete. La pina concetta con tutto lo steglio o ne dorme. Cassuto. E allora, Nanni, che fastidio ne può dare? Forza. Io non vedo una fastidio, Perché ci dà una fastidio? Ma perché ci dà una fastidio sul tavolino? Perché ci va a dare Ma fastidio? perché mi qualcososo? E allora? E mi arriva tutta la paporata mia, mi arriva tutta la tampa. A tomba su una casì! A tomba la candestra! Sì, a che? A tampa? Sì, a tomba a destra! E ti dà via la testa! Ma la lingua è andata via! Ma voglio si per carità, voglio si per carità. Certo, Ida è la nipote dello cuore, perciò ci prescinde tanto. Ma ne ricamina, come da tutto tampo. Giusto che su diceva io parlo nella missa. Che dici? Non mi ha preso la puttana una troncetta dentro? Mica ti disse che si chiama Concetta! Si chiama troncetta. Concetta la chiamava, mamma, doveva chiamare Concetta! Repubblicana! Un'altra scelta! Ma la chiamava repubblicana! Te popi, forza... Ma insomma, o Trungetta, o Concetta, sempre casa nella benene. E se diceva io parlo nella missa, madre, pure che su diceva. Non mi chiamavi una troncetta? No, va bene e scordatelo. Le lezioni che ti stanno dando Madre, ascoltasse domani, madre, speriamo più lontano possibile. Anche noi andiamo a rispettare la sua volontà, madre. Tutti diventiamo vecchi e la testa comincia a dare segni di cedimento, madre. Vai, madre. Basta che si agguagliato. Esagerasse, madre, dai. Avanti. Forza. Chi ha fatto la volontà di Dio? Finalmente, Non capivo chiaro, si è fatta la volontà di Dio che? Insomma, che porta da voto. Non lo capivo. Io, che porta da voto. Benedetta femmina! Certo, benedetta perché c'è da ragione, se ci dava ragione non era benedetta. E allora cosa che faccio? Subito un paio di masoni c'è che porta troppo, cufina e cufinazza. Subito c'è chieri, me che è avuto pazienza. Ma c'è a poca che fa la repubblicana che te ne pierda stamattina. madre, non va a fare quella cugetta, su, non va a fare. Rosa, vai, lasciamo usare. Subito! Aspettavo da moto, ma via tutto l'anno. Lei, ma finire sul lenzuolo, la manda a camare, va a maritare o no, l'agnosi. Andiamo a pigliare un lenzuolo. Avanti. Cosa è tu? Allora camamo che va a maritare. Io vai a banne. Ma vedi tu da una cognata concetto, ci posso pensare tu? Ma... capot, mi porto da voto dentro. Ma, chiama la testa, più dura di sopra. Ti non sai quando affessava, è notte. E me ne fa. Ne va! Ma che è stupida? Ma fermala! Assiste! Fede, caia sei, Assiste! Pulite, avanti. Comincia, non tirare, se non posso travagliare un po', non tirare! Ascoltate mia, io sei venuto da banca che lo pane non metto vicino al coculare se tu sei fa, perché mi paga passare. Mi raccomando, travagliamo. Ha cominciato! Ma vuoi finire che non posso travagliare un po' io, tira qua! Tirando di già, ancora che mi piace tutte e due! Tira di qua, tira di là, dai dentro! Tanto che tu vai! Vedi esperta, tu ma lui ci dai stupida! Cosa? Se si stozza io vai! Sta ferma, sta! Indaffarate so. Facendo un tempo.
Ma chi è su pezzeno? Chi è su? Chi è su biglietto di Deco? Di Deco. Sì, di Deco. E chi vuole Deco di tia? Ah, la sua. Secondo tia, chi può volere un mascolo di una femmina? Buono saggio, chi può volere? Dimmi che tu sai. Chi può volere? Chi? Fede. Secondo Dio un mascolo di una femmina chi può volere? Buono saggio, chi Na, va, sa, na basata. Una vasata! Maria, chiama affronto per una vasata! E poi vogliamo pubblicare uscite, una vasata! Ah, certo, mica riuscivo. Chiama affronto, che la vasata! Lo dici tu con ne conosci. Chi è scusa? Certo! O pensiero. Ecco come lo scrisse su pensiero. Ecco, hai visto? Io non conoscevo. E tu dici che è innamorato di me, mi scrive tante parole d'amore e mi vuole bene assai. Mamma, danno pazienza. Andando becco. Lui è dando Deco. Carità! E che avete tu, pizzino? Sì. E scommessa che tu non scrissi Deco! Deco, guarda! Alla sua, ma che ti pare che io ho avuto para di carte che spezzino me lo scrissi Iano. Iano te lo scrissi! E chi vuole Iano di tia? Chi vuole? Non te lo dessi speranza. Chi vuole? Chi può volere un mascolo di una femmina? Lo capivo! Vuole una vasata e ti scrivi tante parole belle d'amore! Certo, sei brava! Carità, da lì, bene! Ma chi avete tu, pizzino? Sì! Tu scrissi! E volete sapere come lo scrivi? Tu scrissi! A mamma, non scrivi la mamma! Volete sapere che mi scrissi? Scritti tanti così belle! Volete sapere che? Carcagnuna, granella e piedi di polpo! Figli di una spisa! Faccio era buona! C'è ma fare, la mattina c'è un candidano che vuole parlare con nostro padre. Guida che vuole. Aspetta che va a chiamare mamma e ciudevo. Che fa? Non andiamo a banco. Fede! Padre! Ora! C'è un cigangitano gallese che vuole parlare con nostro padre. È un lì. Da alla porta. Alla porta, alla porta! Devi andare. Sì, deve andare sotto l'ala del mese quando vedo che cosa. Fede, aspetta, che smetta a correre. Avanti. Don Gangitano, trasete. Da male. Ascoltate. Sì. E andate a parlare con mio marito. Tale, cai. Oh! Come Vi lascio- facciamo le mani? Vi lascio solo. Facciamo le mani Don Carozzo. Caro Don Gagetano, quale nome me ne sto a portare? Venne Peddo Sanzalei. Assettate allora, assettate. Via da seggia per assettarci. Un viaggio da seggia, A assettate. che mi serviria? Assettato, che io piglia a ponte. E allora? In che cosa vi posso servire? Mi stava dicendo che venne Peddo Sanzalei. Prima Sanzalia.
Però, Don Gallo, quello che ci stai confidando va essere un segreto. La sua bocca va essere cusuta. Un modo che parla. E allora, possiamo essere cornuto che parla? E io, per non offendere la buonanima di mia moglie, non parlavo. Ma io dicevo così, per papiare, ma vedi quando è che siete proprio... Avanti, allora, boccamma. Perciò, Don Gallo, Forza, prima senza via. prima senza me. Io 10 anni che mi morsi mia moglie. E in questi 10 anni ci ho portato massimo rispetto che Dio solo lo sa. Ora mi stancavo di stare solo. Mi voglio maritare per la seconda volta. Voglio una femmina, anche se è più grande di mia. È giusto, così giusto. Io sempre l'ho detto. Un mascolo senza femmina, e che mascolo è? Giusto. Ora io vengo in divorcia per vedere se mi può trovare una femmina che va essere posata e amorosa e che mi va a accompagnare sino alla morte. Che mi ci sono fino alla morte? Sì! C'è. No, dico, c'è una femmina che va a c'è. accompagnare fino alla morte, C'è. tutto da voto. che dicete? No, dico, c'è. Mi dite meglio ora, c'è una femmina. C'è. Ora, Don Gallo, ci voleva dire, siccome non ne stai io, la casa l'ha promessa a mio figlio Bartolo, e quando si marita. Perciò, se sta femmina ha una casuzza, e meglio ancora, c'è, A casuzza, c'è, vero? C'è. Lo faccio io. Sì. Una femmina, casa e chiesa. Chiesa in casa e chiesa, sempre su questa strada, pare un treno, sempre un capo stesso penario. Vero? Va essere di picca parole. Quanto contato? Che ti stava l'assicuro io, fare un soprammobile. Don Gallo, la voglio. Peperina. Con una torta. No! Quella è un torta! No, e chi? La voglio. Qua per un vestito. No! La voglio vergine! Segno zodiacale. C'è la femmina che avevi tutte queste cose. Vero? Non hai un mente una che chissà mi accompagnerà fino a che morete. Andiamo alla casa, una mente ti sta, ti Che sogno contente, Don Gallo, che sogno contente! State tranquilli. E quando mi facete conoscere? Quando mi chiede conoscere, date molto tempo che vi preparo un piatto, no? Certo. Certo. Contente sono. Sì, ma non gli sapevo dove senza lei. Vero, Don. Seconda senza via. Vedi che ci scappa. C'è mio figlio Bartolo che si vuole fare un ruzzetto. Ah, figlia. Canuscina Carusa. E facete vedere questa carusa. Cui è? Come si vede? Cui è? Vi sentite male? No! Capite il roso? No! E chi è questo eco? Vostra figlia! Sì, vostra figlia! Ma che sono contento! Pure io! E dicetemi una cosa, chi delle tre virtù teologali è interessato? Che dicete? E voi figli, ne hai tre. Sì. Uno si chiama fede, speranza e carità.
A cui è interessato di chi si tratta? Ah, vedete, due stava a sbagliare Edo, perché non è comodo mio. Anzi, sapete che ci ha detto? Edo avesse a venire da un momento all'anno, perché quando sappi che io veniva qua, a petita subito. Insomma, su me lo faccio vedere, va. Forse che avesse essere Edo, Dice- tagliato, e ti ciarrapi, Con permesso, con permesso. C'è. Carissimo Bartolo Trasi, vedi caso c'è da Pratica, spero che la parte già ce lo dessi perché io sono qua. aggiornato di tutto sogno, Bartolo. che cose ci dici? Assittate Bartolo, assittate. E prima Bartolo, vuoi che ti piace delle mie figlie? Veramente le metti Assittate Bartolo, la giornata. non c'aveva, Sempre vivo, va. Assitta Bartolo. Le metti la giornata in della chiesa tutte e tre. Quindi ne piace una, però non lo so come si chiama. Non lo sa come si chiama? E allora aspetta un momento che passo da panna, le chiamo e le faccio vedere qua, va bene? E così vediamo se lo sa. Giuracaro! Giuracaro! Chi c'è? Papà, a mia pizza mi piace! Bartolo! A chi c'è per la carta la carregasse dopo ne te la portassimo? Che scarsi! Ma chi c'è? Chi c'è questo cucini affammato? Chi c'è? Ah, io no, così era. Ma scusate, una via conosciuta, Perché ti disse non c'avevo io, Sempre vivo. Sentite però, Bartolo! A me non c'è Bartolo! Non Gaetano, quindi un figlio Bartolo, perché se vuole fare zio con uno dei nostri figli. Oh, Bartolo! Bartolo! Sì. Non c'è nel portato meglio. Oltre a questo io avete il reina vedema, mai vedete. Andiamo trandolo però te, Ma le grane fanno passare trantalo tutte cose. Non preoccupare, basta fare amico, le grane vogliono qualsiasi divieto. E con permesso quando chiamo alle mie figlie, ve le presento, non c'avevo, Bartolo, mi raccomando, non c'avevo. Basta. perciò devo fare zitto con una delle mie figlie. Però non agitare. Sì, I miei figli sono timorati da Dio. Che... ma anche mio figlio Bartolo è un bravo caroso, travagliatore. Se ne va la mattina in campagna e torna la sera. Sempre in campagna sta cara signora. Non esce mai, sempre in casa. Perciò Bartolo, ascolta, vuoi che me va? Sempre vivo, sempre. Bartolo, caso. Ascolta, ieri che ti presento le mie figlie, ma non le chiamo per nome. Sa un nome che ti può influenzare, capisci? Mi capisci o no? E allora, chiamiamo la prima figlia. Figlia, bellezza di papà! Appropri! Appropri! Ma che diavolo? Non mi vedo, non me ne esce. Dai, trasi, figlia, trasi, va. Fare un rosetto, fare, un rosetto, fare, la cosa veramente... Bravo. Ma prepara. Guardalo, vuoi c'avevo, Sempre. mi raccomando. E che te ne pare di chi sta Bartolo? Ma che si sa perché? Perché? Roba bella, guarda. Non va buono, che roba va buona. bene. E poi tocca accettare, che dicevi? Vedete, a io non piacere. Ah sì? E allora con permesso quando va a dire se l'hai pronta, va? Chiamala. Raccomandatina. Che? Raccomandatina. Un saggio, la ragna, un saggio, quando mi dici tua macchina, non me ne ho quattro ore che te ne torno. Perciò, guarda.
Don Cagità, Sì. ma visto che si fa ragionamento, chi dodici data a Bartolo? Oh, cara signora, ma moglieri prima di morire lo vestiti la testa ai piedi, ci dette tutti cose, a 7 e 7. A te, 7 e 7. Se ti para di cammese di mirno e se ti para d'estate, cara signora. Se ti para di canottiere di mirno e se ti para d'estate. Se ti para di mutanne di mirno e se ti para d'estate. Se ti para di fazzoletta e se ti para di palletta. Pirunetta! Poi non ne parliamo di mutannuna, cara signora. A 14. A 14 ci mi fece e a mia quando mutannuna che mi fece ma ieri casciuna che mi chiede mutannuna va e mutannuna bene. E si può pronto passa con una figlia? Sì. Problema di mutanne, non è Che c'è sopra, tu ci tirando le mie quando roba vacante. a 7 a 7. A tette a tette. Bartolo, roba buona! Roba bella, roba bella, che bella. Figlia! Bellezza di mamma! A papà! A primo! A miscacil! A me scapuccina, stai roba te! Pare un campo di grano, pare un piano di fumetto nel mese di giugno, la sapata via! Bravo, fate, bravo. Allora, Bartolo che te ne passa, questi piano di fumetto che c'era, un campo di grano! Chissà, pure un pegge. Però Pare che si assomiglia a sta cucchia di prima. guarda, perché te ne vuoi, c'avevo io, perché sono suono. Perché sono suono. Sono figli della stessa madre e dello stesso padre. Mater semper certa est, pater. Non si sapet. È una famiglia repubblicana. La repubblicana che mi combatto io solo. E ci può sigillare, ci può mettere tempo. Perché sono suono. Ti stavo dicendo. È Eugenio, Sì, Eugenio Gemelli, è già si preoccupato, già. Gene, monarca scecco. Gene, monarca scecco. Mi fa persuadere che no? Tu ti persuadi che è Eugenio. Eugenio. Gene. Come diceva moglie, sono suono perché sta semina. E voi Don Cagitano, che ne dicete? Anche la figlio Bastro è un buon partito. Roba buona. Roba bella, Roba buona. Quando vedo se è pronta la figlia. Bartolo. Ora arriva l'anda. Bellissima, bellissima, tu me ne niente perciò. Pronta. Pronta, sta venendo Bartolo. Roba bella. Che sono di mamma e di papà! Dalle frasi! Mano male. Il cielo che si incontra con il mare che ondeggia insieme al cielo. Bravo, te vuoi, bravo. Che te ne pare? Vuoi dire, non peggio muoie, non vuoi dire su peggio. E due pessotti, non parlare. Dopo l'altro, arriva il cielo che si unge con il mare. Allora, sì. sapi, io sogno un picciotto semplice. Bartolo, caso, non ci Io sogno un picciotto semplice, tutte queste cose mi piacciono, mi piace la semplicità. Sì. Ah sì? E tu, ma sì, te parto cosa ti sta anche pure cioglia, ciuvevo, a diventare triglina, per essere triglione. E allora, tu mi dai una cosa, guarda. Che ti piace a tia? Ma rispondo onestamente, a quello che ti piace a tia? Dico, ti piace per caso la bellezza di papà? La bellezza di mamma! Di mamma. Non faceva la bellezza di mamma. Brava! Oh,
il tesoro di mamma e papà. Allora Bartolo, A mia mi piace la... bene, bravo, ottima scelta, non capivo. Bravo, ottima scelta. Ma mi dici che io niente hai detto, Niente detto. Ma scusare Bartolo, ho avuto una pila di viva, mi pare che parlasse. mi piace. La bellezza di papà, la prima. Bravo, ottima scelta, hai scelto il colore giusto, il colore roseto. Bravo. Ora Bartolo che tu hai scelto, ti diciamo come si chiama. Ascolta Bartolo, si chiama Fede. Fede. No, Fede. Si chiama Fede, ti resterà fedele per tutta la vita, ho capito? Andi, chiamala. Andiamo che ci presentiamo un concerto. Chiamala che ci ha presentato, mamma. Fede. Buona via, ma emozionante. Poi ci avevo Sempre Tesoro di papà. ottima scelta. Monarca. Tesoro di papà. Appropinguati. Pascola in mano. Trasi. Bene, sta presendo Otozzetto Bartolo. Piace del Bartolo. Bartolo, mamma mia! Sempre ci avevo di adesso. Tiri poi. Poi, che oggi dove sta? Assita del Bartolo. Poi ci avevo, va? Sì. Va. Tu dicesti che è roba bella. È roba buona, che bella è vero, roba bella. Non farle stare una tanta No, gente. c'è... Dove c'è sta? Sai chi è? Sì. Come lui un poco cagionevole. E non volesse che ci facesse male di gestione stare a San Zembro. Da dice la volta. E non male manca tempo queste cose. Mica volta. E allora innanzi mi amo. Sì. Togliamolo di stormo. Bacio le mani di Don Calozzo. La salute. E bacio le mani di Gnura Calò. La salute. Don Calò, mi raccomando, per la prima sanzaria. Presto detto e presto fatto. Mi raccomando. Poi ci avevo Sempre chiedo, sempre. Amonì mi parla. Arrivederci. E che deve essere? Ce ne so, ci avevo. Cambiava a me. Ma dopo le grane ci sono. Sì, però qualche Quando ci siete? Sa benedica un galozzo, sa benedica Gnura Calò. Beh, che si dice? Buongiorno a voi. Come amo, tutto a posto. Ma poi dico, diceste quando ci siete perché non ci avesse essere in casa mia. Un galozzo diceva così, tanto per dire quando ci siete in questa casa. Così ti volete dire, Ma un resto della famiglia non è? Non è, siamo perché? Già India. Allora, tutti quanti ci siete? Certo che ci siamo tutte nante. Bartolo, assittate. Sì. Deco, scusa, veramente un po' di differenza. Bartolo vedo ora che ne esce con sapati. Deco, assittate, Deco, come va a trovare? Don Galozzo, mamma ieri. Ogni tanto le vacche fanno capricci. E là, signora Calò, ne fanno piccole. ma avete le vacche, avete? Sì. Quando lo vedi? Avevano 6, però ora ne abbiamo solo 4. Sapete perché? Perché a ora del bisogno l'hanno mangiato. Deco, dimmi una cosa. Sì. Ma scusate, così, tanto per sapere, e crape ne avete crape? No, per favore, crape no. Perché lo sa come si dice? O ave le crape, ave le corna. E gattene ne avete gattene? No, gatteri. E ova ne fanno? Ma che ti sparo? Ma da fare le Quando così mi pare. Quando così mi pare, Don Galò. Frate, ne aveva uno che faceva loro. Don Galò, sì, due voci da panna, ma con c'è? Ma non c'avesse! Non dici che ci sono i mafegni! Ci sono le pudrasci da fare. Le pudrasci ci sono. Ma Deco, ma scusate, ma che veniste a fare? Venne per parlare con voi. E allora parla, sono giocato. Allora io mi devo E fare. venne
una bella Sanzalia. Vabbè, ci fece fino alla fine. E allora Ecco, ti saluto io prima di Avanti che io lo affronto. Forza. Don Gallo, questa Sanzalia. vedesse che andiamo a fare zero, ma a fare zero. È giusto, io sempre lo dico. Un maschio senza femmina. Che femmina? Basta con captare la femmina come una moglie, no? E che so hai detto vedere? Un mascolo senza la femmina, che mascolo è? E con case? E io me ne stavo ieri, non desi a declarare girare Tu nascondi i segreti che mi dice la gente senza no, Ian, deve casa mio subito. Non che fare un giro, cammina, Ricevi. E allora te, sì, avanti. Forza, parla. Vedi, Questo Don è un Gallo, comando. a me veramente mi piacesse. Piacessi? Ti piacesse? Che fa? Ti butta la lingua. Don Gallo, non lo faccio manco io come piace. Figlia, parlare prima che la latta diventa agro. Don Gallo sa che va a fare? Mi sta venendo una solo nella gola. Che faccio potere alle sue figlie? Che mi portano tante cene là? Alle mie figlie. Propriamente. Proprio le mie figlie. Sì. Hai visto? Ha ragione, ora lo capivo. Un poco tardi lo capivo. Tu un po' ci spirito di che non ci sei. Un po' casato con queste mie. Bravo! Me ne compiaccio. Bravo! Allora, ma vedi ci ha portato un po' potato, è giusto. Dice che no. Mica fare le farò. Figlie! Attenzione! Bande e comandamento! Figlie! C'è tempo che avvisiti! Non ci porta un bicchiere d'acqua! Così scopriamo quello interessante. Ora arriva un zucchero arriva. Don Gallo, anche senza zucchero? No. Va bene lo stesso. Ecco l'acqua con lo zucchero. Buongiorno. Ecco, che ti secca la lingua, ti secca. È vero. Cacci l'acqua. Sì. E beva. Papà, io me la vedo. Mi secca la gola. Ti secca la gola e io non ci secca la lingua. Maria, calma tutto, ma e così parliamo di supplentamento, niente c'è. Ma capito? La sanzaria, tu lei di chissà, non si poteva fare, lo capisci? Va bene, ok. Ma come? Senza capire che sanzalia è? Ecco, di che nascevo prima di te. Sono un carietto, ma sono sospetto di te. La figlia ha trovato, va, e le fa vedere che è così parlavano di sto contratto. Ma allora... Tutte cose capivo. Ma dimmi prima che me ne piego. Ora vai io. E chiama mamma e papà. Capito. Ti saluto, Speranza. Che? Prima un contratto. E vabbè. Addio. Contratto a fare. Addio Caruso. Avevo potuto dire che c'era un partito interessato a te. Papà, fresca la notizia. Sì, fresca, tanta fresca che ti sbambava. Tanta fresca mia. Lesto, frate, lesto! C'è un appunto fuori, ma piglialo! E cosa portare? Cosa sta portando? Le macchine lo portano, sento cosa sta portando. E ma che ha? Come che hai? Alimentatevi! Forza! Chi c'è? Chi c'è un appunto fuori, alimentatevi, pigliatelo! Come non lo facciate? Come la facciate? E le facchine? Sì! A che non sa che dessero? Sono superstiziose e disgrazia bella e buona se la portano una viva, se era morta allora vabbè, quindi pigliatelo quanto di corsa E mi tocca fare pure questo, mamone, per pigliate, forza riducendone mamone, aiutami. tu sei pazzo che vieni con te, ci voglio solo Ehi, Speranza, carità! Sei facile. Amore, aiutatemi a pigliare un tampone. sì,
tutto a voto, ci avete un piacere, ora cagate le conseguenze, no? Mi da pigliare un cufino che non c'è grande, coffe, cufina e cufino grande, vediamo oggi. Ma scrive. Ma scrivere queste quattro senza lei. Ma io te lo dicevo però. Che? Io qua cantavo che avevamo sotto a botto d'India, sta caccia di morto. Avevamo sempre disgrazie e sfortune nella casa nostra. Oggi non abbiamo ciò. Ma non è questa sfortuna. Oh, dimmene una! O ne sono state disgrazie? O non è questa sfortuna? Dimmene una! Oh, non ne so, dimmene una! Dai, dico subito. Ti ricordi quando tuo solo ne portava la cascia? Un pungiglione forte che mi venne qua, ti ricordi? Il dolore forte. Ti pare niente che Non mi pare niente. O dolore che tieni bene. Perché come fa tu, sempre al solito, capite le grane, le mette nella truscia e con lo spengolone ti apprezza la minna. Ecco perché ti viene un dolore. Ah, certo. Ti viene perché? Ti ricordi quando andiamo a Palermo? A stazione? A fare un biglietto, a uno deve pagare, a babbo non trovava le grane. A babbo. E cercava. Tale che bella chista. Tale che bella chista. Tutte cose a dire, Che cerchi? Poi quando sarà la tale che bella chista. Tale che bella chista non cercava. Che cerchi? Che te ne sei bugliettato? Signore. E le scese tutte no, così vediamo qua c'è un bello. Ti ricordano? Cammina, siamo solito se tu, però niente ci dici sta più zitto. Ma che c'aveva a te? Ma se ancora quando ci pensi mi metto a rete, che mi vedi a rete veramente con tutto il corpo. Ma certo. Niente ci adesso. Sempre tu sei sempre un solito, sei sempre un solito. E allora? E allora che mi a fare? Che mi a fare? C'è tua figlia da a pigliare... Ci è. E tu ne chiedi... Sicura? Sicura che ci è. Hai un piano, testa, ora vediamo come va a fare. Ecco. Calò. Che c'è? C'è Giangia la camminette. E chi si chiama di spartire con Nante? E che ne sa io? O bottiglie? Oh mia! Ma chi stai una buona? Non facciamo, perché vedi che ti scugno le nasche, belle scugnate, sta attento! Chi stai una buona mala femmina? Ma guardate giù! Va la casa lì. O facciamo o sbagliamo. Va la casa, va la casa. Va la casa. Già si calma. Signora Calò, e anche a vostria, non Calò. Guardatevi, ciance, Carmina, cara donna Carmina. Don Galozzo, mi chiamasse pure Giangianeggia. Tanto lo paese tutte così mi conoscono. Con la Mangiuria, Giangianeggia. Ma perché prendete giù Giangianetta? Per tutte queste Giangianette di Portocà? Sì, signora Calò, esattamente. E perché? Lo sapete che mio padre faceva lo custode al Camposanto dello paese? Io danno caruzza era, che faceva la sera? Veniva ferriando per le viuzze dello cimitero. Ma va, scantandosi cos'ha l'anima delle defunte, s'avessero vendicato un capo di mia, ma attaccasse la cintura con questi ciangianeggi, perché secondo Eggio lo scroscio di questi ciangianeggi Le vede di qua. avessero tenuto lontano l'anime malegne. Lo capì ora, caro Don Galozzo e cara signora Calò? Sì, ma basta che questo discorso,
che io solo a sentire parlare mi arrizza un pelo. Io, cara donna Carmena, non ci credo, ma mi scaldo però. Don Galozzo, mi piacesse, ma non posso. Perché? Perché giù che c'è Deli è sempre lo stesso discorso. O anche lo sapete, unde sta io, vero? No, noi non lo sappiamo unde sta. Don Galò, ossia lo sape, ha venuto tante volte. Che fa vedere chi? Che tu non c'hai giotto, che lo sa tante volte, chi è? Chissà, c'è ancora... Stassi tranquilla, suo marito non l'ha mai tradotto, è stato sempre fedele e dinta di mia non ci ha mai scappato. Io staio sotto la casa di vostra cognata Concetta. Lo capivo ora perché disse che vostro marito sa per la porta. Ah, hanno pensato io sono una cognata Concetta. Esattamente. Quando che va pensando? Esattamente, signora Calò. A spiare la seggia, niente ci fa sono accomodate. Credo che lo sapete che vostra suora sta accattando un tamboto e lo portate dentro la sua casa. Certo lo sappiamo. Don Galozzo mi disse che quando caso suo si portasse un tamboto dentro la sua casa, a me l'affare mi vanno male, non perché mi viene a giova. Dicete mia madre si può durare una cosa altissima, ma poi di qui la cosa più grave è che alla notte non dormo. Dopo l'udietto della mia stanza sento un rumore strano, pare che si rizzolano i mobili, un terremoto preciso. Ora io ero in campo per vedere se potete convincere la vostra suora a levarsi sul benedetto, anzi su maledetto tabotto di tinta, perché io non ci posso. E mo se ci potete andare. Cara donna Carmena, state tranquilla perché il problema è stato risolto. Perché ma solo la cascia dinta non ce l'avevi più. E aveva 3 settimane che non c'avevi più la cascia dinta. Giusto? Don Galozzo, non può essere per come deve. Prima di tutto, perché fino a sera non mi venne a trovare. E un'altra cosa ancora, che stanotte sentivo sempre le solite rumori. Ascolta Giangianita, ascolta. Ma cognata è 3 settimane che cade in anno. Perciò non ho potuto sentere io tutto il suo rumore. L'animi maligni! Sì, sicuramente l'animi maligni restarono dentro la casa di vostra suora, Don Galozzo, che bisogna fare un esorcismo. Lo sapete che da fare? Diete il patriciccio e vi facete benedicere la casa. Lesto! Prima che l'animi maligni pigliano possesso della casa non ci credo. Io non ci credo queste cose. Tale che discorso, non ci credo, ma mi scando. Dai, tranquilla che ora sai che faccio. Chiama a Masuoro, ci dico che chiama a Patriciccio e così facciamo un stesso esorcismo e vediamo se il rumore finisce. Però ti voglio domandare un favore, vieni qua. A boccasse, Don Galozzo. Ti domando un favore, vieni qua. Sempre disponibile, sogno. Dimmi una cosa, ma tu la vedi, se Masuro se ne mai indennita, la vedi? Ah certo che la vedo, sempre, tutti i giorni. Ah sì? Però che tu che va a fare non lo saccio. Si capisce. Ma allora mi fa una cortesia. Parlasse. Quando vedi che Ida se ne va indennita, capo di dia, tu mi fai un favore a chiamare a Gangetano Garlesi. Un galeffo. Precisamente. Appena Ida chiara su, tu riesci a mandare Don Gangetano e la avvisi che Masuro si trova indennita, capua. Tranquillo Don Galò, materia mia che stai e va, e ora me ne vaio, va? Arrivederci. Ma anche tu sto, ma mi dicesti un vostro suoro si trasferì in De Wange? Certo. E non t'ha che fine fece? Tutto a posto allora? Tutto a posto. Tutto sul posto. Sotto il letto. Non lo capisci, signora Calò? Non lo capisci? O dal voto è qua, sotto il letto. Vada retro, Satana! Liberate Venni! Prima che le disgrazie trovano gusto! Liberate Venni! Non ci credo io. Ma te scande però, ma te scande.
quando... Ti credo, a ste fantastiche carine che sa già che da dopo, Carmenetta, non ci credo, Sì, però io quando che c'è seduto a voto, che a Caine succedono cose strane, non lo sa? Come tu lo spieghi tu lo fatto? Come tu lo spieghi quando che c'è seduto a voto, non ti è venuto più da Sanzalie? Mi è vero? Ma te scade sempre. E poi... di cui come tu lo spieghi sto fatto? Come stiamo a fare? Arriva, ma quale disgrazia, quale fantasia su chi si so, è la mente che fa pensare a contatto cervello, sono coincidenze. Sì, coincidenze. Quale disgrazia, dimmi di uno, non ne so queste disgrazie, quando lo dessi, non tu ti è venuto qui a chiamare le Sanzalie, ne è venuto non di ciò. Teresa, sono coincidenti, ci credo. Ma scappa. Che ci dicesti a proposito dell'auricchia Ciangianite, ora che ci penso? Che ci dicesti? La piana che stavano seccando voi? Io sapevo. C'è, che chiave che sta? Che sapeva? Levatevi di pietro. Oh, levate a fare. Levate. E fare una cosa bellissima. Sapete che faccio ora? Sapete che faccio? Padre, io ci do il fuoco. Magari fuoco. Guarda che la mia moglie, ma disgrazia, me la sa te, come la sa te? Perché la sa, perché? Perché me la sa, perché guardate che io moglie sono un pane di cosa, anche non ci hanno succeduto solo disgrazie, ma solo disgrazie. In già manco un mese ci morirono 3 vacche, ma... E io che faccio? Io lo sbaglio. No, ascolta, no. Io lascio ascoltare lo stamposo. Ascoltare lo stamposo, ascoltare. La cosa si fa. Che c'è? Lascia sta. Che ci fa? Sta ferma, figlia mia. Che ci fa? Manca tempo, non preoccupare. Ora io faccio che fare. Ora io piglio una pistola e va a fuoco. Anzi no. Ma che fare? Ma che fai? Lascia stare per il caso. Ma che fai? Lascia, che vuoi fare? Ma che vuoi fare? Che devo ammazzare? Ora io piglio sta cittona e lo faccio in mille pezzucchi. Di che? Di quando avevo casa secca, da foto, ha fatto un campagna, le cose ci vanno male. È colpa dello da foto. Ora io non riesco. No, fermati, ma che Vieni, Che volete fare? Mi volete lasciare in sulla strada? Disgraziate! Prima dovete passare sul mio cadavere! Disonesti! Disgraziate! O da botto mio! Che mi apri la cuccietta, amore! Apri la cuccietta, amore! Apri la cuccietta, assassini! Ti toccano! È mia! Disgraziate! Infierite sul mio corpo e non sulla mia creatura! Ma la cugnata, ma lo vedi quando avevamo su un fame di tappoto caino quando così torte che ci sono un terremoto! Terremoto ci vuole! C'è la colpa che è tutto a voto, La colpa non è dello tabbuto, la colpa è dello marcio che avete nella testa, nella mente! Anzi, ma ricuglio le stelle e me ne vaglio! Ma qual è il suo marcio che mi montesta la cognata? Lo marcio, quale marcio? Sì, perché la mente vuole dare spiegazione a tutte le cose negative che ne succedono. E non ci riesce però la mente. E allora che fa la mente? S'aggrappa a delle illusioni.
giustificando tutte le negatività che succedono, ecco perché lo mangia veramente, Che fare, s'aggrappa, non s'aggrappa, ma tu stai quando che c'è un po' di tappoto caide, non ne vediamo più l'ostro in questa casa, bella madre sante, ne vediamo più, sempre disgrazie. Oggi tu chi si caccia si cava per te, anche non c'è pure le vacche, vuoi capire o no? e che mi deve essere mia? Vabbè, ha ragione, basta. Dice basta, state cercando un mazzo che c'è un mazzo io. E ti viene lì, tu la poliziata, cavà. E ti viene lì a preparare a mangiare, forza. Tu che fai, vieni a mangiare? Io mangiavo un pezzo di pane con te che Tesoro, concetta che fai, vieni tu a mangiare? Mangiavo io avevo fuoco una zanniccia e mi mangiavo una vostetta così, mi vai a mettere la mezzanotte e mi vai a corpo. Io vedremo, ora sai che fa? Faccio mangiare le carrozze, le faccio curcare e poi mi veniamo con le maie. Sì. Buono, niente, ci va la saggio, domani mattina si vede, cammino. Disgraziate! Senza tappoto, non la senza tappoto! Che buono! Ma risolve questo problema, no? Di che? Di sto tappoto. Arrivi! Ma non lo vede che non c'è bene che mia per la salsaria, non sta morendo sogno secco in casa, le mie figlie furono lasciate deliziate, o capisci? Per favore! Scandre! No, non ci credo! Sì, non ci crede, ma ti scatti! Ma Io lo adesso che faccio? Ma ripuglio di stelle e me ne vado. Prima mi vorresti con tutte le troffe. Che andai a finire, ne io sono con le dietro e manco so con le pesate. sì, però... Però. Ma ascolta, si è fatta buona da te, Ma chi da mia vedemmo? ascolta, vedi qua! Vedi che c'è Gancetano. Arrivi con Ma Gancetano. domanda sempre di tia. Non ne voglio sapere di sposarsi, come te l'ha detto? Ma che vuoi Gancetano ma è piglio un vecchio popò? Perché? Per stirarci la bava che ci lasci nel mucca? O per stirarci lo colo? O per farci musci quando non vuole la notte, Le ultime giorni che mi restano della vita me le voglio passare bene in santa pace, lo capisci? Sì, ma tu, Asuero, una esperienza di sposalizio. Non lo sa che significa avere un mascolo che ti carriera in canco, Asuero? Hai iniziato a parlare a chi ti maritate? No, io con le coffe e le cofere, dai, la stamiera ti disse, che mai mette che a mezzanotte e mi cuoco. E buonanotte! Uno che ha la testa del porco fino a 50 anni, la può cangiare? Assolutamente no. Ti starga. Come finì? Come finì che? Tu solo. Sappa martire su tuo paio di pelo, e basta su pizzeria. Niente c'è po', e ti starga come un gioco al mondo, c'è po'. E tutto questo, e tuo figlio che figlio? Se si curcare? Sì, si curcare, si curcare. I tuoi come sono i tuoi che? Cale, portava la carrozzella, vedi, cale. A volere che ora andiamo a fare un piano, va bene? Per raccomandazione. Ma sei sicuro che sa dormire? Tu dissi che chi appena si curca, appena tempo che si sternilliccia al momento diventa in coma. Lo capisci? Dormi! Ma come la vedi a curcare? Sì. Mi aspettavo la mattina. Non volevo lasciare la casa sola che si raffreddava, lo capisci? Dai, caminiamo, dai. Buonanotte. Buonanotte, Gioia. Buonanotte. O signore te lo menasse la Madonna ti guardasse. Ah, ti vediamo, cammina, va bene. Buonanotte, come diceva nostro padre, buonanotte. 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 E buonanotte. Buonanotte.
Ungetta, io sogno l'anima di tuo padre. Dici più forte, con ti senti? Ungetta, Ungetta, io sogno l'anima di tuo padre. Non ti senti? Oh, aspetta, ora chiudi qui. Concetta! Concetta! Sogno l'anima di tuo padre! Ti sparano, sentire l'anima di tomati. Concetta! Concetta! Sono l'anima di tuo padre! Testa di porco repubblicana, l'anima di tomati, testa di porco. E tuo padre ci richieste. Ha visto pace? A testa di porco. Concetta! Ma dietro anda però! Concetta! Sogno l'anima di tua madre! Ci sentono? Non ci senti, ma non ci senti! Aspetta che la vai a toccare io. Che moresti tu! Moresti! Cavoli sul voce! Vieni. Ascolta! Scusa! Ascolta! Ora ci diciamo insieme! Ah, sì. Concetta! Concetta! Non ti consiamo, Scecco! 1, 2, 3, tu vieni a pensare a me! Avanti, non è, lei! 1, 2, 1! Ma che fa? Come dicesti venire a prestatia? Che c'entra? 1, 2, 3, c'hai che mattere! Ah, sì. Mettiti su! 1, 2, 3, insieme, a concetta! Concetta! E moresti tuttavia fare 1, 2, 3! 1, 2, 3! Concetta! Concetta! Sì. Sogno Sì. l'anima di Tomà, testa di scemo. Di tuo padre e di Ma è morta precisa! Questi cagini quando dormono, non ti pone manco le pompe. Che fare? Cos'ete? Concetta! Cos'ete? Concetta!
Concetta! Io sogno l'anima di tuo padre! E che volete? Piglialo tabuto, c'è un fuoco e fa la bomba dell'Immacolata! Ma mi si accattavo per fare la volontà di nostra madre! Parlate voi, madre, non ne siete, madre! Concetta! Sono l'anima di tua madre! Dove ci fuoco da voto? Non può essere perché me la accattavo per fare la volontà sua! Prima! Quando era viva! Ma ora sono morta! Ma siete sicuri che siete l'anima benigne di mia padre? Sì, che siamo l'anime benigne, Concetta! O siete che di malegne? Siamo le anime benigne, Concetta! Ci testa! O si disobbedire a tua madre! Sentite che ora io che tu cos'ete, benigne o malegne? Un minuto! O diceva io quando ero che ti benigne! Mira con te. Che succede? Ma che c'è? Sparò. Ma che arrivi? Come dici che si mangia? O diceva io quando ero che ti benigne! Mira con te che sparà. Malegni erano! Che vuol dire? Che vuol dire? Senti, sento che sono. Padre, ma non sentite? Che succede? Guarda sparà! Guarda spara. Che c'è? Ma te sei una botta! Appena potete Scandalo! Che succede? Che succede? Che ci fu? Che c'è fuori? Andiamo sta babba! Che c'è? Padre, non ti mangiate! Non scaldo di picciamo di culo! Era la moglie. La quiete dopo la tempesta. Vede a tua figlia, scopata se figlia, da lì tutta a casa. Quantavi che si dietro un fame di tapputo, io mi sento un angelo. Ma la via tomare. Veramente, tutte cose si stanno, si vanno. Ha visto? A partalo, le cose ci vanno buone. E dici che la vendita è a posto e alla venire a trovare a tua figlia. Adesso le vacche non ce ne muoiono più, anzi, sa che disse? Che dici che era un mermiere. Era un merme che si attaccava alla pegge dell'armadio e ce li faceva pulire e ora non ce ne muoiono più. E se va pompia a tomare la ferita no? Oh! Sento te, non ce ne muoiono più, non ce ne muoiono più. E ora dici che alla venire a trovare a tua figlia Speranza. Oh, solo tua figlia e tuo suoro ecco a ricreare tutto. Ecco. Mi sono andato per morire! E morire che c'ha a fare ciò? Solo tuo suoro aveva la testa di porco, che se si partasse con Gangitano avessimo la testa questa, si accasasse un po' chiuso. Ti disse aspetta e vedrai. Aspetta, vedrai che? Aspetta! E vedrai. Mi consumavo! Che c'è? Che c'è adesso? Parla! Mi consumavo! Ma sì, te lo sì! Parla, che è successo? Parla! Ma sì, te lo Andiamo! Aiuto! Ma sì, Come Che è successo? Rovegiano di Gagetano! Venite di mia con una violenza, come una tromba d'aria! Tanta là! E mi tanta voluto! E abusato del mio
mio corpo, un sogno vergine. Un sogno come mi tirato da Matruzza. Pulito. Oh, vegetano! Lo padre di Bartolo. Sì, propriamente. E tu non hai opposto resistenza contro un atto brutale di Cristo! Ma che devo fare? Mi ha subito disarmata. Ma chi è armata era? Io ero armato, io no. Ma tu ne ti facesti? Ma che devo fare? Io adesso a me stessa. Vedi, mo ne vuole arrivare. E mi dà come lui e tu. Pulito. Ma tu non dici di gesti? Ma che c'aveva detto? Io adesso a me stessa. Vedi, mo ne vuole arrivare. E mi tratta tutta la volta, mi ha strazzato. Ma tu non hai opposto resistenza! Ma che mia madre, che mi fa resistenza. Io adesso a mia stessa. Vedi, mo ne vuole arrivare. E mi sta facendo, mi ti sei dalle mutande. Ma tu, Nendi, non ti sei opposta, niente facenti? Ma io ero ribambita, ero stilinizzata d'abito con la Pietra, ma non sapeva, io adesso a mia stessa, Perché non ne vuole arrivare? ma quanto sapete? Certo, perché io sapevo cognato non è che voleva arrivare. Ma tu, Nendi, non ti sei opposta per niente, cognato. Ma era il catalessi. Ma non è tu con cacciatà! Certo che era un cogitato. Come? Oggi sono che tu catalessi! Ma io si parla la bocca e non un bambino. Ascolta, io era un catalessi come per dire. Allora che era un tre! Era ripartita, l'ho armata. Io adesso a mia stessa. Vediamo, ne vuole arrivare! No. Stavolta adesso, vediamo come finisce. Giusto. E lo vede come viene, lo vede. Ora io sai che faccio? Sai che faccio ora io? Vai alla caserma e lo faccio arrestare a Gaetano, vai! No, lo fatto, ne va. La gente qua lo sanno perché io non voglio. Ma pronto. Ah sì? E allora io sai che faccio ora? Piglio una pistola, vai di Gaetano, ci sparo con la pistola e lo ammazzo, vai! No, ascoltami, ma finisce in un mondo di galera, la gente poi lo scoprono perché io non voglio Calosano, non voglio. Ah sì? E allora io vai di Gaetano, cieco come ha osato infalcare il nome della famiglia. Tuo figlio un bastone sagnatore e lo bastonino da testa ai piedi a bastonati. Vai! No, ne va. E la gente dice, perché sa zuppa? E scoprono perché. Non voglio. E allora vai di Gaetano e ci dico di spedire il paese. E non si fare vedere che davanti non c'è via. Vai, fermati. Basta. Ciao Nuia la condanna. Oh, basta. Ciao Nuia la condanna. Ah sì? Sì, ciao Nuia. E quale fosse? Sentiamo. Quale fosse? Me lo marito. No! Perdoniamolo, me lo marito. Lui è, ma lo facciamo me lo marito. Non può essere, no. Ha abusato del tuo corpo! Ecco. Ha abusato della tua illibatezza! E te ne va che tu ti riva, tu fermo per 50 anni! Giusto. Perdoniamolo, me lo marito. No. E fuori di qui! Dico, ti la senti di studiarci la bava che ci ne esce di la bocca! Che fare? E per il bene del nostro onore. Ce l'hai tu la bava della bocca. E ti la senti di studiarci lo cuore! E per il bene
certo io vedemmo lo culo. E ti resienti la notte quando l'ha corcato sembra un controfito che ci fa da mucca e quando si mette a rossare a farci musci. La senti? E che fare? Che il bene del nostro onore ci fa musci. E va bene. E ti voglio bene, perché per il bene del nostro amore. Se lo sposo. Ma ripetelo. Vero? Grazie, lo date mio marito, grazie. Grazie, me lo marito. Sì. Grazie, lo prodotto, grazie. Perdoniamolo. Ma mettilo qua, zia. Mettilo Per il qua. bene del nostro onore. Sì. Perdoniamolo. Allora, Che c'è? c'è Carmine Giangianetta. Per fare giase. E certo che la fare stare fuori, falla già. Ida fa, fare E giase. chi ha sparte il guida tu? Io saggio. È una mala femmina. No, una buona mala femmina. Femmina è una mala femmina. Lo sai. Un dimezzo Salutiamo, signora Calò, anche a Vossia, Don Galozzo. Donna Concetta, propriamente a Vossia cercata. E capiamo di sparte di tu. Venne qua per parlare con Vossia. Capiamo di spartere? Sì. Ave di spartere, ave. Ci ricordo che abbiamo un fabbricato di spartere, un stiamo notte e giorno. Vossia in capo e io sotto. E con questo che vuol dire? Che voglio dire? Su voto ancora va a durare dentro la sua casa. Per a fare conto in casa mia, figlio. Per a fare conto in casa mia. Vi dissi che quando avevo vissuto a voto dentro la casa, a mia l'affare mi vanno male. Non giù mi viene a trovare. Ma lo sa perché? Lo sa! Perché la gente si è stancata di mangiare pasta e succo. Ora preferisci mangiare pasta con le piselli. Ragione avete nelle canne di ragione. Anche Cangetano si è stancato di mangiare pasta con lo soco. E viene a mangiare di Vossia, pasta con la fasola vecchia e cina di firme. Cangetano è una persona onestissima, ma che ti esce della mucca? Non ha mai tradotto la buona muzza della mogliere, ma che poteva, cammina, spiresce. E rompero di giorno con Vossia. Tagliasse qua, tagliasse, donna Concè, tagliasse anche Vossia, don Galozzo. Signora Calò, tagliasse anche Vossia. Queste sono le mutannune di don Cangetano, che mi lascia tutte le volte che mi viene a trovare. Ogni mutannone di questo è un segno d'amore nei miei confronti. Donna Concè, ce lo stai dicendo qua, davanti a tutti. Ce lo giuro davanti a Dio. Che si possa, non leva suo maledetto tabotto di dingia, mi fa solo un giro di tutto il paese. E sbriogna a Vossia, che ha detto a mangiare pasta con la fasola. E a Iggio, che è venuto a mangiare di mia pasta con lo soco. Questo è il mio menù. E finito mosce. Giangiana stunata, squeta famiglia, tutti calora, va bene della casa di Papatozzo, va bene, spinisci subito prima che t'angagli, va bene. Me ne vaio, donna Concè. E se non crede a tutto quello che io ho detto, quando vede don Cangetano, lo sciaurasse dalla testa lo pede. E vede che fa lo stesso sciauro, sto fazzoletto. Me ne vaio. Ma stoccatelo quadro, ti sei anurata. Ma non vedeste che lingua che tu sappiamo? Lo sentiste, guarda, lo sentiste. E poi vedeste come ci ballavano le menne al culo. Ora no, o provetto a andare con giusto dentro. Se a femmina, menne ci sbattono, e quello ci balla. Se non è buttana, proverbio falla. Brava Pasqua! Sei stata grande! Sali qua, che tu sei lotta! Ascolta la cognata, però tu come tempo con Cangetano sta facendo te la ragionare. Certamente che vai a ragionare, ma tu che credi a queste cose? Che l'autopoto porta queste disgrazie? Ma ne non è mai! È che Cangetano aiuta un nido! Ma queste sono tutte fantasie che si inventa io! Sì! E chi vuole che gli unisce un tappoto di nido? Che è? E tu qui sta mala femmina? Tutte queste cose che succedono! No, assolutamente. Lupus in favola!
Chi è? C'è Don Gangitano. Mica, che La fai trasere. Aspetta, ti fa mammuccio, ma ti faccio una sorpresa. Sì. Un mammuccio. Come siamo? Mi raccomando, una bella Leva queste mutande che ci vai a capire. leva queste mutande, non ce le metto. Don Gangitano carissimo. Don Galò, sogno un cane. Feci tutto che tu che mi dessi. Un po' così difficile. Che c'è che avete? Don Gagetà, Falla settare. Don Galò, mi credessi, se tutte le cose fossero là così facili, non ci fosse Don più... Gagetà, Ma che c'è? la testa di pure. Mi dico assettatevi. Don Gangitano, c'è una bella sorpresa per voi. Mia, la sorpresa per me. Sì, Don Gangitano. Vero? E ora vi faccio un'inita. Venica! Perdono! Non faccio più! Me ne pendevo di che tu che feci! Me ne pendevo! Ti ripendevi? Ti ripendevi? Sì! E io invece no, ti perdono, vieni qua. Ma sentiste? Ti perdono, Mi perdoni! Vero! Sì, Gangità, ascolta mia. Sì. Ora andiamo a spogliare le carte che a questo ne maritamo. Anzi, per sigillare il nostro fidanzamento ti faccio un bello regalo. Vero, tu ti giuro, Gangitano. mi salvano, fanno bambate. Che bambe! Amoninni, Teresa! Don Gangitano, quando c'è fame lo pane cala. Cala, ecco, cala. A capoto. O sentiste? Com'è un dese? Pace. San Benedica, Madre, San Nel Benedica, nome del Padre, Madre. del Figlio e dello Spirito Santo, la mamma, papà ti benedice. Te da comportavo. Sai, ci ho comportato. Grazie, parto come te che che vino pure tu e che profumato, profumato. Sabanica! Non ho lotto, Sabanica! Non ho calò. Santo Ti Bartolo. saluto, Bartolo. Mi ne compiace, ma vero profumato, sì, Bartolo. Ma profumato è, più una calotta, le altre che profumato, tagliate. Bartolo, caroso feno, facetelo assettare, che bello. Bartolo. Ma avere un profumato, sto carosto. Assittate. Bravo! Fatelo Mi fa assettare. piacere che venisse, ora che le cose si calmarono, si sistemarono. Poi ci aperto, Bartolo. Sempre. Benedica, Madre, San Benedica, Madre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lo Padre, la Madre, ti Ti benedice. benediciamo. Madre, ma hai una sorpresa, ma te? Chi c'è? Ah, mi è piaciuto. Ah, chi c'è? Che saggio, vogliamo dare. La sorpresa, che saggio che ho pigliato la carusella. Dalle cose! Facciamo le mani al Signore. Bravo a Faccio le te. mani a te, a te, veramente, mi fa piacere che venisse. Ora le cose ci vanno buone, non ce ne muoiono più, ma Ah, no, mi fa piacere. visto? Ma veramente tu, tagliatelo che è arricchitato e che è profumato. vieni un po' profumato, Vieni profumato. Veniamo fatto, come ti addecco, veniamo profumato, ma che profumo che hanno sti piccioni. Aspetta, te, ma io veramente che ha frequentato la stessa bottiglia di profumo. Mi ne compiace. Avete, che saggio, uno spiccicato all'anno. Ma avete proprio le stesse gusti, veramente. Tutti tu, pasta con lo succo. Ah, che? Pasta con lo succo, grattata con tomato vecchio. Ah, sono carità, sono contenti. Carità, un vedete che c'è fatta, non c'è. Carità, ma carità, come non vedo. Lo vedo. Cose da Sì, facciamo pace anche qua zia, qua Pina Concetta. Certo, dato che io li vedi trasere dentro la Pina Concetta. Prima ci Bartalo e poi Adeco, vero? Uè, Salutiamo! Io a casa chi
fina! Cognata. Femmina senza uomo non fa festa, ci piglia lo stillino nella testa, scrupiglia per le corna, ride, balla e canta tutti i giorni! Cognata. Ascolta, veramente vieni qua, cara cognata, se l'avete, e non è che è facile. Se mi prestassimo una dozzina d'uova, perché c'ha fare un zabaione a Gangitano, c'ha dare forza. Ascolta, non solo che vuole. Te ne portavo 5 dozzine, ecco, se ti portavo coperta, vedi, pulita. Sì, ma la cognata, io ho sogno tanta pratica, come si fa un zabaione? Ascolta, tu Giuseppe non ce le mette tutti 5 dozzine. Tutte. Fa qua fetterate di caffè. Sì. Arremeni bello arremenato. A Gangitano ci attisano le capelli e il fuoco si mette vetta, cognata. Guarda che sono contenta. Tagliassi il caccio e partano. Facci fatta. Lo vedo. Che ci conta appena concetta, visto che chi è la sapitura di tutte cose. Mennero tutte dopo. Prima Bart, un po' d'ecco, che sta tutto il giorno. Le vette traseria di ossia. Ma Barbaro, ma può d'ego. Mimie. E fino con Jesse. Sono i giorni che io. E per bandelle. E per un zabaione. Me ne vaio. Un zabaione. Mica contenta. Penso dei traditori. Ma che dinnesti di fiducia di Zanzanetta? Ma io... Non ti perdessi di tempo, Carosi, stiamo calme e facciamo parlare a ieri. Eppure, Speranza, Fede, è acqua passata. Non ne parliamo più, e basta. Giusto, dice, ma che c'è? Acqua passata un bacino pulito. Lei dice, cacciamo discorso, avanti. Cacciamo discorso. Lei dice, Cosa vuoi essere di Ciancianetta? Vedi che Ciancianetta è cosa mia, come sono? cosa tua? È una della cantata, Sangianini. Vedi che Ciancianetta è cosa mia. Aurine, Caro, se state passando ogni limite, finitela. Aurine, che ci ha fatto mandare. Aurine, Quello che io sogno, calozzo. Faccio mio. Amore di Ciancianetta. E se è cosa mia, mica voglio conto e soddisfazione. Amore. Aurine. Voglio carta. Ma che è? Ascoltate carosi, vedete capicciotti come anch'essi, ne potete capitare anche di meglio. Ha ragione a voi amate, o signore giudice, tu portane da una, ha ragione. Monarca scecco, contrario semmai. Di più una dei capiccietti. È complicata, Basta, solo basta. Poi sta così che ha ragione il vostro padre. Se mi chiede una volta e si sta venucendo, ma così potete trovare tutte le zitte che volete. Basta, avanti. Non vi preoccupate carosi. Gente c'è pulito, Potete trovare 100 di zitte, no? perse le un incubato e la mia se ne stava vedendo per sempre. Non sia colpa, c'è colpa vostra, sicuro. Sì, c'è colpa io. Oggi comunque mi dice una mia qua senza riga, una qua femmina. Ora che mi accontentavo, signore, vi diamo grazie, me lamentate. Ma calmatevi, calmatevi. E ragionate e decidete che è successo. Basta. Non posso chiudere, no. Verità! Luce della mia esistenza, vita mia, che taglioni pronti c'è, 5 dozzine d'uova, 3 capitelli caffè, andate sale capelli, verità! Basta, mi sta asciugando. Grazie. Un zabaglione va, un zabaglione viene, un zabaglione di sotto, un zabaglione di capo. Non accettate, calmatevi che ora ci parlo io con la sua. E la faccio ragionare da te chiede, ma pure non accettate.
meschina mi vuole tanto bene. Tanto che mi vuole bene che mi sta facendo un bello regalo. Bello regalo che mi fece! Addomanateci a me solo che regalo mi fece! Addomanateci! Basta! Basta! È vostra suora! E ve la potete tendere quando! Un nipotino era mio che restava vedovo! Ora io scappo! Me ne vai! Tenete villa sta affamata! È un'affamata! Ci va a sfunda che se non è, ne lo premo ma porto un matrimonio che si scoglio è tutta colpa di un fame di tappoto non è colpa di tappoto è colpa di tagliare tuo malavoro da scongica ora di Ciangianetta lo sapete che fa lui qui apre la mala vicina e apre la mala mattina la mattina davanti alla porta sapete che trovo lui con lo sale mi fa le fattori chissà mi fa le fattori Ma ci sta così, anche in altri fumo lassate, come dice il nostro padre, lo signore, che una volta della piccina. Appena siamo tutti e tre vittime della malvagità dell'uomo. Buono, niente, sapete che va a fare ora? Pigliamo su tappoto una città e lo steggiamo tutto, magari se leva le mie La famiglia al completo. Bene, benissimo. Caro Don Galozzo venne per pigliare possesso della sua casa. Visto che nella mia c'è reclusione muta, non venne a stare qua. Levatemi là davanti quando l'ammazzo, levatemi là davanti, che la faccio. Lei la faccia a cane che raggia, iettaci un usso. Ora raggia che te mangia. Ora no, lui è la lingua naviosa, ma non me l'ossa. Levatemi là davanti, levatemi. Donna Carmela! Ma che facete? Scherzate? E quando mai hai scherzato, Don Galozzo? Che fa? Mi aiuta qua? Che mi impedogliamo. Don Galozzo, e quando mai hai scherzato? Quando ave questo suro avesse taputo tingia, anzi, ora su due taputa, a mia l'affare mi peggiorarono. Luca me? Che vuol dire su due tabute? Non aveva cognata tabute. No, signora Calò, due sulle tabuta. Uno pidiggia e uno l'ha regalato a un gangetano. Ah, suoro! Ma vero sto discorso è? Ma che era chiesto un regalo che ci avete fare Gangetano? Ma chi è che non scappa? Lo vede quando la conto? E visto che io non la conto, io mi resto qua. Casa di appuntamento, nuova gestione. Ma moglie, oggi muccio disoccupati. Da domani in poi io mi metto alla porta e tu alla cassa a seggere. La compagnia teatrale Luigi Capuano di Campofatto ha presentato Non ci credo ma mi scanto.